Latte e Miele, rete di Taranto. Da 30 anni suona la musica italiana più bella. Dalle prime ore del giorno trasmettiamo intrattenimento, informazione, meteo, sport. Latte e Miele, l'unica emittente con una programmazione nazionale ma fortemente radicata sul territorio, che dà spazio alle realtà commerciali locali. Latte e Miele, rete di Taranto. Da 30 anni nella tua città. www.lattemieletAranto.it. In questa Epifania 2026 che ci ha accompagnati in questo periodo di Natale 2025-2026 siamo con il presidente dell'Associazione Amici del Presepio, sede di Taranto, operativi qui dal 1978, Francesco Schinaia. Allora, come diciamo prima, la vostra associazione custodisce la tradizione, la cultura del presepio qui a Taranto. Noi abbiamo la sede a Taranto, la sede nazionale, perché noi facciamo parte di un'associazione nazionale che ha la sede centrale a Roma. Noi siamo la sede di Taranto e abbiamo la nostra appunto sede in via Cavallotti 149. Niente, la nostra sede, cioè noi soci lavoriamo per il presepio. Il nostro compito è quello della divulgazione dell'arte presepiale. Noi abbiamo il compito di diffondere questo nostro amore agli altri e in particolare anche ai più piccoli, perché vediamo che nei piccoli abbiamo un avvicinamento maggiore, perché sono curiosi, specialmente i bambini piccoli, i bambini delle scuole elementari. Quindi noi abbiamo ideato di fare anche dei corsi, quindi ogni anno nella nostra sede abbiamo dei corsi con questi bambini. A parte che andiamo anche nelle scuole, quest'anno abbiamo interessato anche i centri, il centro dei bambini autistici, il centro dell'Anfas, dove siamo andati noi personalmente e insieme a loro abbiamo fatto piccole opere, che tra l'altro sono presenti anche nella mostra che abbiamo qui nella Galleria Comunale del Castello. Quanto è facile o magari quanto è difficile trasferire la cultura del presepe ai giovani di oggi? Oddio, facile non è. Si sa benissimo che i telefonini, le varie distrazioni nei social portano un po' lontani da questa ideologia. Comunque noi facciamo di tutto, qualche piccolo significato positivo lo stiamo riscontrando, perché molti bambini ci hanno tenuto appunto oggi a venire qui a portare le loro opere, quindi vengono anche, si inorgogliscono di questa loro diciamo, per questo loro risultato, perché il presepio poi una volta determinato dà anche delle belle soddisfazioni. È incommiabile il vostro impegno del 1978 e questa è la 37esima edizione, quindi c'è longevità. Si conclude con un appuntamento presso la chiesa di San Pasquale. Domani sera la serata finale dove noi la andiamo a festeggiare nella chiesa di San Pasquale, che è stata la nostra prima casa, dove abbiamo fatto i primi corsi e le prime premiazioni. Cioè le nostre noi le abbiamo un po' diversificate durante gli anni, siamo stati sia all'Istituto Maria Immacolata che presso alcune chiese, e da 3 anni siamo venuti qui nella Galleria Comunale che ospita 2 sale piene dei nostri presepi. Allora, molti di questi presepi che vediamo qui nella mostra andranno nella nostra sede di Taranto, dove abbiamo un'esposizione permanente visitabile tutto l'anno. La nostra sede in via Cavallotti 149 è quasi giù verso il Viale Vergine, quindi in questa sede noi facciamo anche laboratorio, quindi chiunque vuole venirci a trovare
ci può contattare e visitare questa mostra che, ripeto, visitabile in qualsiasi periodo dell'anno. Allora, lunga vita, longevità ai presepi, alla vostra associazione, complimenti ancora per il vostro lavoro e grazie. Grazie a voi.
Latte e Miele, rete di Taranto. Da 30 anni suona la musica italiana più bella. Dalle prime ore del giorno trasmettiamo intrattenimento, informazione, meteo, sport. Latte e Miele, l'unica emittente con una programmazione nazionale ma fortemente radicata sul territorio, che dà spazio alle realtà commerciali locali. Latte e Miele, rete di Taranto. Da 30 anni nella tua città. www.lattemieletAranto.it